Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È lunedì 1 giugno 2026. Oggi parliamo di centrodestra e legge elettorale. Salvini lancia un messaggio chiaro: niente inciuci. Sciopero dei treni l'11 giugno, ma il MIT tratta per evitarlo. Trump non arretra su Iran e Medio Oriente. Dialogo sì, ma da una posizione di forza. Bollette e energia. Il 3 giugno l'Europa risponde all'Italia sulla flessibilità richiesta. Fondi per i migranti nel mirino della Procura Contabile. Danno erariale da 1,3 milioni nel caso Maleventum. E dal 1 giugno cambia tutto sui pedaggi autostradali. Arrivano i rimborsi per chi resta bloccato in coda. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Elezioni. No agli inciuci. Salvini, centrodestra sia unito. Matteo Salvini mette un punto politico chiaro. Il centrodestra deve restare compatto e non regalare alla sinistra polemiche interne e giochi tattici. Il leader della Lega parla delle elezioni del 2027, del nodo Vannacci e della legge elettorale. Il messaggio è semplice: chi vince deve governare 5 anni, senza ribaltoni, senza governi tecnici, senza le paludi parlamentari che hanno tradito il voto degli italiani. La Lega rivendica stabilità e mandato popolare. Salvini avverte che attaccare governo e maggioranza significa solo aiutare Schlein e Conte. Sul futuro personale taglia corto, decideranno gli italiani. Votano i cittadini, non i salotti del palazzo. Sciopero treni, si tratta. Ministro al lavoro per l'11 giugno. Sciopero dei treni l'11 giugno, ma il Ministero delle Infrastrutture prova a fermare il blocco. La mobilitazione è proclamata dalle 9:01 alle 17 dal personale delle imprese ferroviarie e degli appalti. Fonti dell'MIT fanno sapere che i tecnici sono al lavoro su indicazione del ministro Salvini per trovare una soluzione ed evitare la protesta. Il punto è importante. Non siamo davanti al solito riflesso ideologico contro i lavoratori. Lo stesso Ministero riconosce che le richieste sono condivisibili. Ma una cosa è difendere chi lavora, altra è paralizzare pendolari, famiglie e imprese. La linea è lavoro sì, caos no. Trattare, risolvere, evitare che l'Italia resti ferma sui binari. Iran, Trump non arretra. Prosegue la trattativa con Teheran. Donald Trump apre alla trattativa con Teheran, ma da una posizione di forza. Il presidente americano sostiene che l'Iran voglia raggiungere un accordo vantaggioso per gli Stati Uniti e gli alleati. Ma mentre la diplomazia resta in campo, il Medio Oriente brucia. Il CENTCOM parla di attacchi di autodifesa contro radar e siti di controllo di droni iraniani dopo azioni aggressive attribuite a Teheran. Sullo sfondo ci sono il Golfo, Israele, Hezbollah, le rotte energetiche e la sicurezza dell'Occidente. La pace non nasce dalla debolezza o dall'ambiguità verso gli ayatollah. Trump tratta, ma non arretra. Si può negoziare solo se si sa difendere se stessi e i propri alleati. Bollette, tocca all'Europa. Il governo attende risposte. Il 3 giugno dovrebbe arrivare la risposta europea sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Il tema può sembrare tecnico, ma non lo è. Dietro ci sono bollette, energia, imprese, famiglie e competitività. Mentre Bruxelles ragiona sui vincoli, gli italiani fanno i conti con costi che pesano sul lavoro e potere d'acquisto. Il cuore della questione resta economico. L'Italia deve difendere il proprio interesse nazionale. Prima vengono energia, industria e salari reali. Poi le liturgie europee. Se l'Europa vuole essere credibile, deve aiutare chi produce, non strangolarlo con regole cieche. Inchiesta migranti e lusso. Fondi pubblici nel mirino.
fondi per l'accoglienza dei migranti e spese personali. La Procura Contabile contesta un danno erariale da 1,3 milioni nel caso del consorzio Maleventum nel Sannio. Parte del denaro per i centri di accoglienza sarebbe stata usata per viaggi, soggiorni e accessori di lusso. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. La cautela è obbligatoria. Parliamo di contestazioni, non di sentenze. Ma il nodo politico è enorme. Si chiede trasparenza su un sistema che può trasformare i soldi dei contribuenti in rendita privata. Quanto denaro pubblico arriva davvero a chi ne ha bisogno e quanto finisce nel circuito opaco del business dell'immigrazione? Pedaggi, ecco i rimborsi. Dal 1 giugno, entra in vigore il nuovo meccanismo di rimborso per chi subisce disagi da cantieri, blocchi o eventi meteo. La regola è progressiva. Il rimborso arriva al 50% tra 60 e 119 minuti, al 75% tra 120 e 179 minuti e al 100% oltre le 3 ore. È una notizia di servizio, ma anche di buonsenso politico. Chi paga un pedaggio paga per muoversi, non per restare fermo in coda. Se il servizio non funziona, il cittadino non può essere l'unico a pagare. Questa volta una risposta arriva. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Campo largo in tilt. Lezione francese all'Italia. Dalla Francia arriva un messaggio che parla anche all'Italia. Lo spiega Nicola Berti sul sussidiario.net. La sinistra francese entra nella campagna per l'Eliseo senza una vera guida e senza un progetto comune. Il Nouveau Front Populaire aveva messo insieme socialisti, verdi, comunisti e antagonisti di La France Insoumise, ma dopo le legislative si è sciolto nella confusione. Berti scrive che l'opposizione appare nel caos, non troppo diversamente da quanto sta accadendo in Italia. La sinistra può unirsi contro la destra, inventarsi fronti e alleanze. Ma un conto è stare insieme per impedire agli altri di vincere, altro è governare. Il tutto tranne Le Pen ha mostrato i suoi limiti, mentre la sinistra resta divisa tra radicalismo e protesta permanente. Schlein, Conte e Landini non hanno una vera idea comune di paese. Il centrodestra deve fare il contrario, restare compatto e non dare ossigeno agli avversari. Rotte sicure, cosa seria, export e interesse nazionale. La sicurezza internazionale non è un affare per diplomatici nei palazzi. È lavoro, export, energia, merci e stipendi. Lo ricorda Carlo Pelanda sul sussidiario.net, parlando di NATO globale e contenimento della Cina. L'Italia è una grande potenza economica, ma vive di export. Se le rotte non sono sicure e i regimi autoritari dettano gli standard del commercio mondiale, il conto arriva anche alle nostre imprese. Pelanda è netto. L'Italia non può essere la Svizzera. Non può illudersi di commerciare ovunque mentre altri garantiscono sicurezza e stabilità. La pace commerciale esiste solo se c'è deterrenza. L'Italia ha bisogno di alleanze forti e di una strategia che guardi anche al Pacifico democratico. Proteggere l'export significa proteggere lavoro e interesse nazionale. E con questa notizia, il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. Grazie di averci seguito e a presto, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il